Eccoci qua cari amici, vi do un saluto a tutti. Chiaramente partiamo con un omaggio floreale qua per le miss che seguono questo canale, come Lucia, come Daniela, come Alessia, come la stessa Giovanna del Veneto, perché qua siamo nel Veneto selvaggio, Eccoci qua cari amici, guardate un po' cosa ho avvistato a inseguire un raduno di auto d'epoca dell'est che stanno in questo momento andando al ristorante. Ho visto questo vecchio furgone Fiat e ho detto, vecchio Marvin, anche questo insomma è qua che ti guarda, lo mettiamo così in saccoccia un po' per gli appassionati dei vecchi furgoni Fiat. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. È un furgone, direi che è un po' in precarie condizioni, come vedete c'è la chiusura, insomma la chiusura che sicuramente è meglio questa chiusura di una cassaforte. Eccolo qua ragazzi, vi faccio vedere tracce di furgone, altro lucchetto molto interessante, un vero antifurto. Eccolo qua, appassionati di vecchi Fiat. Secondo me questo è un Fiat 238, secondo me, perché quando incontri sempre il Fiat 238 prima serie, insomma alle volte ci si confonde anche con un 241. Comunque per me questo è un 238, probabilmente dallo spazio tra fanale e indicatore di direzione, secondo me questo è un 238, speriamo di dirla giusta ragazzi. Eccolo qua, se fosse veramente un 238, se fosse veramente un Fiat 238, il 238 sostituiva il Fiat 1100. So che se è un 238 è andato in produzione tra il 69 e il 1983, che poi a sua volta è stato sostituito dal Fiat 242. Eccolo qua, secondo me questo è un 238, probabilmente ho fatto due conti vedendo le immagini, lo spazio tra fanale e indicatore di direzione. Comunque in ogni caso è un furgone Fiat, malconcio, proprio malconcio, proprio vernice stuccata, e va bene lo stesso. Eccolo qua, per cui vecchi amici, lo mettiamo in saccoccia anche questo. Siamo chiaramente nel Veneto selvaggio, il Veneto selvaggio ci regala ancora tracce di emozioni lungo la strada, insomma si trova ancora qualcosa di storico. Dicono che il 238 aveva la meccanica dell'auto Bianchi Primula, dicono. C'è sempre un 238, se è un 241 vecchio Marvin, cosa ti devo dire? No, l'hai presa lì, ecco. Comunque lei ragazzi, per me è un 238, spero di aver azzeccato. Dicono che aveva, se un 238 aveva sui 44 cavalli. Correggetemi chiaramente se sbaglio, E una cilindrata su circa 1200. Ma ecco qua ragazzi, intanto io ve l'ho fatto vedere, insomma, quello che ho letto un attimino su Wikipedia. Portato a casa anche questo ragazzi, appassionati di vecchi furgoni, insomma. E adesso possiamo andare a inseguire il raduno delle auto d'epoca Est Europa. Direi un furgone abbastanza malconcio, comunque. Ragazzi vi saluto, appassionati di furgoni. Intanto anche questo è in memoria. Grazie alle auto dell'Est. Ciao a tutti e alla prossima. Saluto Max, saluto Antonio, saluto lo stesso Demis, Diego, contadino di Rovereto, tutti gli appassionati di furgoni, Lorenzo Ravoguera e tutti quanti, Roberto Chiuso e Maurizio Brancato, meccanico pazzo da Roma. Ragazzi ciao a tutti, eccetera eccetera, chi mi dimentico sempre. Spettacolo, ciao a tutti.